Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Naples. Allora, questa sera vi do le notizie di calciomercato di oggi, partendo dal Bologna. Allora, il Bologna è vicino all'accordo con la Roma per Gerson. Come ricordate, Gerson questa stagione è stato in prestito alla Fiorentina. Non ha fatto una grandissima stagione alla Fiorentina, rientra alla Roma e la Roma ha deciso di metterlo in vendita. L'accordo con la Roma per Gerson è vicino per il Bologna. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Bologna è vicino all'ingaggio di Gerson. Santos Silva, il centrocampista classe 1997, di proprietà della Roma. Walter Sabatini proporrà un prestito con diritto di riscatto previsto a 10 milioni di euro. Praticamente anche qui c'è il prestito con il diritto di riscatto, ovviamente. Se dovesse far bene Gerson al Bologna, ci sarebbe il riscatto a 10 milioni. Cosa ne penso di Gerson? Un ottimo giocatore, ma come abbiamo visto, non da una squadra che ambisce per un'Europa League, una Champions League, ma per una media squadra tipo il Bologna, il Cagliari, queste squadre qui, anche nel Lecce, potrebbe giocare sia per una squadra che lotta per la salvezza che in una squadra che gioca per una metà classifica. Questo penso io di Gerson. Ora passiamo al secondo possibile acquisto. Lecce incontro con l'agente di Burak Yilmaz. Niente di meno Burak Yilmaz, se lo ricordate, l'attaccante turco della nazionale turca, ex Galatasaray, Trabzonspor, che ora gioca nel Besiktas. C'è ottimismo, il Lecce non molla Burak Yilmaz, come riporta Sky Sport nella giornata di oggi. I salentini, Mauro Meluso ha incontrato l'agente dell'attaccante del Besiktas. Il 33enne centravanti ha detto sì al trasferimento, ha dato anche l'ok, con i giallorossi che attendono la rescissione contrattuale dell'attaccante turco con il club bianconero che sarebbe il Besiktas, per prenderlo a costo zero. Praticamente lo prenderebbero a zero, ragazzi, a parametro zero. Sarebbe un grande affare per il Lecce. Poi una punta come Burak Yilmaz, esperienza, perché comunque ha fatto sia Europa League e anche Champions League, ha giocato nella nazionale turca. Ovviamente va verso un'età, va verso la fine carriera, ma comunque si prenderebbe un bel attaccante con esperienza. Grande colpo per il Lecce, secondo me, questo. Sarebbe veramente un grande colpo. Ora parliamo del terzo possibile acquisto. Dopo i primi due, Gerson e Burak Yilmaz, ragazzi, troviamo Kramaric della Croazia, nazionale croato, e punta dell'Hoffenheim. Punta trequartista, può giocare anche centrocampista, è un tuttofare lì, è un ottimo giocatore. A me mi piace tantissimo Kramaric. Piace al Milan, Boban è un vantaggio. Come dirigente sapete ora è arrivato Boban che affiancherà Maldini. Ci saranno Boban e Maldini in dirigenza, i due ex Milan giocatori. Perfetto per Giampaolo, ecco quanto costa. Vincenzo Cavaliere, agente dell'attaccante croato, classe 91 dell'Hoffenheim, Ivan Kramaric, accostato negli scorsi giorni al Milan. Ha parlato del futuro, del proprio assistito ai microfoni. L'agente, sull'interesse del Milan. Piace al Milan, ma Kramaric interessa a mezza Europa, essendo uno degli attaccanti più prolifici in Europa. Ovviamente fa bene Kramaric, ha fatto bene anche con l'Hoffenheim, è normale che se uno facendo bene viene ricercato un po' da tutte le squadre in Europa, è molto cercato dal mercato e questo non sarà facile strapparlo alle altre per il Milan. In Germania è uno di quelli che ha segnato di più nelle ultime due stagioni, anche se non gioca nel Bayern Monaco o nel Borussia Dortmund. Tutte le squadre che stanno cercando un attaccante ovviamente sono interessate a lui e ci credo, se ha fatto due stagioni dove ha fatto tantissimi gol è normale che l'occhio
va puntato su un giocatore così. I dirigenti puntano su giocatori che fanno tanti gol, punte che fanno tantissimi gol, non è che ce ne siano tantissime. Sulla presenza di Boban come un vantaggio. Certamente Boban segue molto la nazionale croata. Ovviamente essendo croato si guarda la sua nazionale, dove Kramaric gioca con grande continuità. I suoi gol sono stati sempre decisivi. Grazie alle sue reti la Croazia è andata ai mondiali. Addirittura, pensate, grazie ai gol suoi la Croazia si è qualificata per i mondiali. L'anno scorso ha portato l'Hoffenheim direttamente in Champions League con una doppietta nell'ultima partita contro il Borussia Dortmund. Fa tanti gol e tanti assist importanti, è normale che venga seguiti da tanti grandi club. Non sarà facile strappare, sarà un sogno per il Milan, perché comunque da quando abbiamo visto, da quando si è sentito e da quando c'è scritto, è un grande attaccante prolifico, fa tanti gol, fa assist, in queste 2 ultime stagioni ha fatto tantissimo, addirittura ha portato nelle ultime partite l'Hoffenheim in Champions battendo il Borussia Dortmund e facendo una doppietta. Non è da poco, un attaccante che gioca anche titolare nella nazionale croata. Direi tutti i profili portano un attaccante molto importante. Cioè per il Milan sarebbe un grande affare riuscire a prendere un attaccante del genere, un classe 91 giovane che può ancora crescere e può dare ancora tantissimo. Secondo me sarebbe un acquisto top per il Milan. Lo metto fra i top perché comunque lo ritengo uno che può crescere tanto ancora e può essere un top player, secondo me. Kramaric è un gran bel giocatore. Fatemi sapere voi cosa ne pensate dei possibili acquisti di Gerson dalla Roma al Bologna, di Burak Yilmaz dal Besiktas al Lecce e dell'ultimo Kramaric dal Hoffenheim al Milan. Questi sono i 3 possibili acquisti, sarebbero 3 grandi colpi ovviamente per ogni squadra, perché comunque Gerson al Bologna sarebbe un grande colpo, perché comunque è una squadra media, di media classifica, e Gerson ci starebbe bene, come lo stesso Kramaric al Milan sarebbe un grande colpo, e come Burak Yilmaz con tutta l'esperienza sarebbe un grande colpo per il Lecce. Io così la penso. Fatemelo sapere voi invece nei commenti, lasciando un bel like se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87 qui sotto il video. Buona serata a tutti da Napoliello87 e forza Naples!